No. Eccoci, eccoci, scusate. Piccoli problemini. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ciao Matte, un bacione. Ciao Ale, ciao Michele, ciao Francesco, ciao Tommaso, ciao Dante, ciao Matte, ciao Matteo, ciao Antonio, ciao Andrea, ciao Salvatore. Un bacione a tutti ragazzi, veramente. Mi siete mancati, mi siete mancati. Grazie mille Tommaso, grazie mille. Purtroppo l'assenza è stata... Ciao Bazzuzu, l'assenza è stata dura, ma non per causa mia, ahimè. Fortunatamente sono tornato. Fortunatamente. Come state voi? Tutto bene, spero? Dai, Matte. Tra l'altro la cosa bella è che io ho le cuffie qui, quindi vi sento un pochetto parlare. Speriamo bene per la salvezza. Piano piano sciorineremo tutti gli argomenti. Tutti gli argomenti cardine. Hai visto che abbiamo vinto con la Rometta? Ma l'avevo detto. Io l'avevo detto, Tommaso. Anzi, la cosa strana è stato che noi abbiamo vinto contro il Parma. Non che voi abbiate vinto contro il Torino, perché, cioè contro la Roma, perché la vostra vittoria era scritta. Secondo me era proprio scritta. La nostra un po' meno. Stasera riesci a guardare la partita? Assolutamente. Assolutamente stasera mi guarderò tutta la partita, senza se e senza ma, me la guardo tutta. Ciao io rossoblu, ciao bello diritti verso la salvezza, speriamo. Speriamo, io sinceramente non me la sento di illudermi dopo una vittoria col Parma. Aspetterò, aspetterò e spererò di rimanere in Serie A. Oggi è durissimo con un Godin così scarso. Io l'ultima partita, quella col Parma, non posso giudicare perché alla fine non è che l'abbia vista proprio così tanto. Pure quella prima con l'Hellas, no, con l'Inter. Quella con l'Inter no, l'ho vista. O no, non mi ricordo più niente, raga, c'ho l'Alzheimer, vabbè. L'Udinese è una brutta squadra che ti fa giocare bene, devi avere il giocatore che ti fa la giocata, come per noi è stato Verdi e Belotti che hanno procurato il rigore. Noi siamo pieni tecnicamente di questi giocatori, se sono in giornata, perché Nandez e Joao Pedro sono quelli che se ti trovano la giocata ti possono svoltare la partita, tecnicamente. Però, ciao Brucideddu! Oggi speriamo bene sì.
T'è preoccupato, ma avevo capito che intendevi male. Lo so, poi fortunatamente noi lo incontriamo un Udinese che ha un De Paul in meno e togliergli il giocatore migliore che hanno è cosa buona, quindi vedremo. Sinceramente non so cosa aspettarmi, anche perché poi dopo l'Udinese noi abbiamo la Roma e quella mi preoccupa. Cosa pensi della furia di Cherry post gol? Una furia che capisco assolutamente, perché penso sia assurdo come certa gente lo insulti malamente, però rimane quello che è, ovvero un giocatore limitato. Un giocatore, secondo me, non a livello della Serie A, perché ok, ha fatto un gol importantissimo come lo fece con la Sampdoria, ma questo non gli cambia lo status. Rimane un giocatore da Serie B. Capisco e comprendo che sia abbastanza incazzato perché gliene hanno detti di tutti i colori, però sportivamente parlando io continuo a ribadire il fatto che sia un giocatore limitatissimo, Cherry. Limitato nel senso che comunque è del 96 come me. Se è ancora bloccato a questo livello, secondo me vuol dire che non ha così ampi margini di crescita. Ciao Roberto, speriamo che il Cagliari vinca 3-0, ce lo auguriamo tutti, assolutamente. È molto più realistico il fatto che il Cagliari subisca 0 gol piuttosto che ne faccia 3. Che dici oggi, Udinese Cagliari? Dico che sarà tosta, però fortunatamente l'Udinese non ha De Paul, che è il giocatore che a me preoccupa di più. Secondo te su chi andrà fatta la corsa a scudetto? Sì, la corsa a scudetto, la corsa a salvezza. Io ho sentito sempre dire una frase che a me personalmente sta un po' sui coglioni, devo essere sincero, ovvero la corsa a salvezza non va fatta sul Torino. Che è una frase che io faccio molta fatica a comprendere, perché che significa che la corsa a salvezza non va fatta contro il Torino? Tu la corsa a salvezza la devi fare contro qualunque squadra si trovi sopra di te. Che sia il Torino, che sia la Fiorentina, che sia il Benevento, cambia poco. Quindi la corsa a salvezza la facciamo su chiunque abbia meno di 9 punti di distacco da noi. Quindi tutte quelle squadre che stanno in quel range sono nostre dirette concorrenti. In quel range ci sono Fiorentina, Benevento, Spezia, Torino, tutte quelle squadre che si trovano lì sono concorrenti come noi alla salvezza. Quindi va fatta su di loro quella corsa. Non bisogna escludere a priori il Torino perché non si sa per quale assurdo motivo. Bisogna includerle tutte. Ciao Francesco, ce la giochiamo. Speriamo di giocarcela. Speriamo. Speriamo, lo spero vivamente. Anche se all'Hellas abbiamo regalato la partita. De Paul è squalificato, lo so Salvatore, infatti l'ho detto anche prima, questa è una fortuna che abbiamo noi, nel senso loro hanno squalificato il loro giocatore migliore e questo potrebbe portarci un notevole vantaggio, però bisogna saperlo sfruttare, bisogna assolutamente saperlo sfruttare, perché se no mandi in vacca tutta la partita e di conseguenza potresti mandare in vacca tutta la stagione. Ma scusa, sei di Roma e tifi Cagliari? Sì, che problema c'è? C'è gente che è calabrese e tifa Juve, quindi non vedo il motivo di essere di Roma e tifare Cagliari. Assolutamente Andrea, la categoria non è mai stata un problema, nella maniera più totale. Il problema paradossalmente sarebbe più rimanere in Serie A che retrocedere.
secondo me c'è la concreta idea che se si rimane in Serie A si sia raggiunto l'obiettivo. Molti dicono pensiamo a salvarci, considerando ormai la situazione in cui è il Cagliari, è chiaro che quello sia diventato l'obiettivo. Però è come se ignorassero tutto il resto. E sinceramente, se il Cagliari si salva, rimane comunque un fallimento abissale la stagione. Roberto, però non è che l'Hellas ha vinto contro di noi, siamo stati noi a fargli vincere la partita. Perché tolto quel palo clamoroso, se non mi sbaglio, di Simeone, di Sumano, che pure lì ho tirato giù tutti i santi. Però vabbè. Noi la partita con l'Hellas non l'abbiamo giocata, gliel'abbiamo regalata. Se tu sei terzultimo e ti metti pure a regalare le partite a squadre che sai che non te la danno per vinta la partita, anche se hanno una salvezza più che tranquilla e a di più non possono ambire, coglione sei tu. Cioè, sei tu il coglione in quel caso, capito? Perché tu l'Hellas lo potevi tranquillamente battere, lo stanno battendo tutte. Però hai deciso di non giocarla la partita e di svegliarti gli ultimi 20 minuti come hai sempre fatto. Intanto ciao Simone, ciao Music Passion, un bacione. Ti sei deciso di svegliarti gli ultimi 20 minuti buttando dentro 58 attaccanti e poi vedere come va. Che parliamoci chiaro, è stata fatta la stessa cosa col Parma, pure col Parma è stata fatta la stessa identica cosa. Però con la differenza che col Parma il Cagliari ha provato ad attaccare tutta la partita, in qualche modo ha fatto, e quindi ci siamo riusciti, bene o male, a ottenere una vittoria. Però male male. Ma è indifferita? Cosa Dante è indifferita? Le dichiarazioni di Giulini sulla Super League le ho trovate fuori luogo. In questo momento dobbiamo guardare il nostro concentrati pensando alla nostra brutta stagione. Assolutamente Salvatore. Intanto ciao Giorgio. Però l'argomento Super League è stato una rottura di coglioni che è durata 2 giorni pieni, parliamoci chiaro, che però ha catalizzato tutte le attenzioni di tutti i campionati. Ed è chiaro che ha provato Giullini, oddio, scusate, ha provato a portare acqua al suo mulino dicendo che comunque eh, andavano sanzionate, che cazzo aveva detto, per cercare di far salvare il Cagliari. Quindi è chiaro che sono state parzialmente fuori luogo, ecco. Diciamo che ha provato a sfruttare l'occasione. Penso che anche oggi sia sofferta al massimo, sicuramente non ce la portiamo da casa. Vedremo Giovanni, vedremo. La mia opinione la sapete. La mia opinione la sapete. Serie A, Serie B, semplici via da Cagliari. Ma fosse quello il problema, Mario. Fosse semplice il problema. Guarda meglio tutte le stagioni del Cagliari. C'è un unico comune denominatore di tutte le stagioni del Cagliari. Ciao Asci. Secondo te come andrà oggi? Sinceramente non ne ho idea, Luca. Non ne ho proprio idea. Mi aspetto di tutto perché ormai dal Cagliari mi aspetto veramente di tutto. Ciao padre Pioli.
Lino, assolutamente, stasera non mancherò. Assolutamente, stasera non mancherò. Speriamo bene. No, no, stasera ci sono. Fortunatamente è tornata la connessione, quindi ci sono. Ci sono, ci sono, ci sono. Ciao Gabri, tutto a posto, tutto a posto. Si vince oggi. E speriamo, Andre, io te l'ho detto, non so veramente cosa aspettarmi. Io un'altra possibilità per Eiro la darei. Assolutamente, io continuo a credere che sia ancora un po' un oggetto sconosciuto, perché questi due excursus che ha avuto andavano molto secondo me, sull'onda dell'entusiasmo, sull'onda della partita. Vediamo, vediamo. Secondo me stiamo comunque parlando di un giocatore che difficilmente si rivela scarso, scusate, perché comunque ha giocato la Champions col PSV, nazionale uruguagia. Mi pare strano che questo sia un pippone, parliamoci chiaro. Però forse gli è servito più ambientamento di quello che serve generalmente a un giocatore? Non lo so. Io non capisco come non sia stato sfruttato appieno da Di Francesco. Poi è chiaro che con Di Francesco c'è stata anche l'esplosione di Sottil e quindi hanno puntato tutto su di lui. Però secondo me Pereiro è proprio il classico giocatore che serve a Di Francesco. A questo punto, Gabriele, sicuramente faranno molti più tentativi con Pereiro, assolutamente. Ricordati che all'Udinese mancano tre giocatori forti importanti: De Paul, Deulofeu e Pussetto. Ma Deulofeu non so quanto possa essere importante, però comunque hanno un giocatore come Llorente in attacco, quindi speriamo di partire subito come il dopo l'1-3. Ecco, quello è un altro problema. Tu non puoi cominciare a giocare così solo dopo che subisci il terzo gol. Cioè, non esiste. Non esiste. Mo' t'ha detto culo contro il Parma. Perché t'ha detto culo, però. Che ne pensi di Carboni? Che va sfruttato? Assolutamente. Contro l'Inter a me è piaciuto. Ha disputato una buona partita. Contro il Parma sinceramente non ho visto, ma mi pare che quello che ha sbagliato un po' di più è stato Rugani, se non ricordo male, per quegli sprazzi che ho visto. Però generalmente un po' tutta la difesa contro il Parma non ha fatto benissimo. E Carboni è sicuramente un giovane che ha possibilità di crescita considerevoli e su cui conviene puntare, anche se non capisco sinceramente che fine abbia fatto Valukiewicz. Non so veramente che fine abbia fatto. Andrea, cosa ne pensi della Super League? Non so se ne hai già parlato. Non ne ho parlato perché la connessione mi è tornata ieri, quindi non ho potuto affrontare l'argomento. Immaginavo che sarebbe arrivata la fatidica domanda. Io credo che se ne sia parlato anche più del dovuto, che sta andando, che la vicenda sta finendo come è giusto che finisca, però vi dirò in breve la mia, perché non voglio affrontare e rendere pesante la live con sta cosa che ormai ne parlano tutti. Quindi farò proprio un sunto del sunto. Vi dico che secondo me è giusto quello che è successo, è giusto come si è imposta la UEFA, è giusto che nel caso, visto che è la UEFA che organizza le competizioni continentali in Europa, prenda questi provvedimenti. Tutte le leghe dei campionati hanno fatto fronte comune, hanno deciso di bocciare questa Super League con ovvie ragioni. Le squadre non so per quale motivo, pensando che si chiamassero tutte Liverpool, Atletico Madrid, Inter, Milan, eccetera, pensavano di fa, come si dice anche in Sardegna, i gaggi e che quindi gli sarebbe stato concesso tutto.
Così non è stato ed è giusto l'epilogo. Parliamoci chiaro. Fine, non esiste non esistono altre cose. Fine, spero che non se ne riparli più. Spero che sia finita qui perché basta. Basta, basta, basta. Poi pure la conferenza stampa di Florentino Perez a Ciringhito TV, una delle cose più imbarazzanti che io abbia mai visto, ma proprio imbarazzanti. È un qualcosa che non dovrebbe mai esistere. Ci hanno provato, hanno visto quali sono le conseguenze di fare un qualcosa di simile, perché vai contro il popolo. Basta, fine. Era un epilogo che secondo me era scritto già dall'inizio, però sono stati 2 giorni movimentati, ecco. Tanto fiato per nulla. Allora, Deulofeu manca da tempo, idem Pussetto, la vera assenza sarà De Paul, giocatore straordinario e di livello nettamente superiore alla realtà attuale dell'Udinese, assolutamente. Infatti non capisco perché sia ancora lì, dato che si parla sempre di un De Paul in partenza dall'Udinese, non capisco come sia possibile che sia ancora lì. Giocatore veramente una mezzala fantastica, che secondo me anche sulla tre quarti è tanta roba. Carboni ha fatto assist al tuo migliore amico Pavo, ma finché segnano tutti sono miei migliori amici, però continuo a ribadire che a me Pavoletti non piace e mai piacerà. Avete iniziato da tanto la live? No, una ventina di minuti, Robert. Comunque, ciao, un bacione. Come mai tifi Cagliari? C'è un video sul canale, Luca, te lo posso spiegare in maniera un po' più sintetica qui. Però se vuoi c'è un video sul canale che si chiama Come mai tifo Cagliari se sono romano, mi pare. Comunque lo trovi sul canale. È uno dei video più visti. I gaggi. I gaggi si usa pure a Roma, Gabriele. Asci, mi astengo dal pronunciare quello che hai detto perché ho paura di sbagliare l'accento, quindi evito. Bevi il mirto? Non ho ancora avuto la possibilità di berlo, non ho mai avuto la possibilità di berlo e dovrò rimediare, assolutamente. Col di oggi Corsari a Udine. Cosa mi significa? Cherry merita spazio nel secondo tempo. Diciamo che tra gli attaccanti che abbiamo adesso in rosa non so chi effettivamente meriti un po' di spazio nel secondo tempo. Non riesco veramente a trovarne uno che meriti un po' di spazio. Cherry ha fatto entrare al 90esimo. Non è sbagliato come ragionamento se vai a vedere. Comunque, guardando qualche partita dell'Udinese, i friulani sono un chiaro esempio di come il calcio e i nomi contano fino a pagina 2. Per costruire le squadre servono calciatori compatibili con l'idea di calcio che si vuole proporre. Assolutamente, Lino. Non puoi che trovarmi d'accordo. E un esempio lo è il Cagliari, perché il Cagliari è fatto di grandi nomi, ma di concreto c'è veramente poca roba. Veramente molta, troppa poca roba. Vanno presi sempre giocatori funzionali, perché se no è inutile. È inutile. Ciao Milos, ho pubblicato ogni tuo video nella pagina Facebook Tifosi del Cagliari, dateci uno stadio. Conosco il gruppo. Ti ringrazio, Briccolo. Grazie mille, ma non c'era bisogno. Veramente, grazie, ma non c'era bisogno. Tra l'altro io mi sto pure a cancellare da Facebook, quindi non ci sarò nemmeno più su Facebook. Però ti ringrazio, grazie mille, veramente. Io continuo a non capire i cambi all'80esimo. Siamo in due, Gabri. La corsa dobbiamo farla su noi stessi, ha ragione il mister. Anche Alessio. Mi manca Rog, e a chi non manca Rog? Cosa ne pensi di Vicario? Io penso che a Cragno sia stato detto
cioè quello che leggo ultimamente è che Cragno da lontano non vede i tiri, però a quanto pare anche Vicario da lontano non vede i tiri, visto i gol che abbiamo preso contro il Parma. Una motivazione per attaccare Cragno che sinceramente trova secondo me molto poco senso. A quanto pare si preferisce attaccarsi a non vede i tiri da lontano piuttosto che dire a me non piace e voglio che vada via, perché in sintesi è quello che una persona vuole dire. Fatto sta che Vicario secondo me è un ottimo portiere, ottimo prospetto, che a me personalmente non sto facendo rimpiangere Cragno, e se partisse, qualora partisse Alessio, io punterei tutto su Guglielmo, tutto. Pereiro, come dicono tanti tifosi, deve giocare dal primo tempo, che è fortissimo. Quando è entrato lui ha cambiato la gara, ha segnato un bel gol e ha dato il suo assist a Cerri. Appunto per quello è entrato nel secondo tempo, perché è un giocatore molto dinamico che a difesa stanca può dare molto molto fastidio. Anche perché poi lui è il classico esterno a piede invertito, quindi fanno fatica a stargli appresso, e nel secondo tempo può fare tanta tanta roba, perché tanto ormai gli esterni non giocano più sulla fascia di competenza, ovvero i mancini non giocano più a sinistra a meno che non siano terzini, e quindi ormai sono tutti esterni a piede invertito, e nel secondo tempo secondo me può spaccare la partita. Anche nel Cagliari si trovano esempi. Io basta guardare le prestazioni di Carboni, è un classe 2000 che ha molta più personalità di uno tanto acclamato come Rugani. Assolutamente, assolutamente. Mi ricordo anche, se non mi sbaglio, la partita di quest'estate contro il Sassuolo, anche se venne espulso, comunque partita di personalità. Quella contro il Torino dell'anno scorso, dove Valukiewicz e Carboni fecero una partita sensazionale a livello difensivo. La personalità fa tanto, fa veramente tanto. Dove hai preso la maglia che hai addosso? Me l'ha regalata la mia ragazza questa. Non l'ho nemmeno comprata, me l'ha regalato la mia ragazza 2 o 3 annetti fa più o meno. Vicario sarà il portiere del domani, ancora a margine di miglioramento. Anche lui ha fatto qualche sbavatura nei gol presi con il Parma. Il ragazzo si farà, ma serve pazienza e fiducia. Assolutamente, assolutamente, Lino. Ma infatti la frase che ho detto io era una mera provocazione a chi diceva che Cragno non vede i tiri da lontano. Chi vorresti prendere nella prossima finestra di mercato e chi cederesti? Vorrei vendere un presidente e prenderne un altro. Sarebbe quello l'acquisto principale. Fare calciomercato adesso lascia il tempo che trova, Andrea, perché non bisognerebbe vedere innanzitutto in quale categoria si andrà a giocare l'anno prossimo e poi da lì costruire il tutto. Parlarne adesso ha poco senso. Solo io vedo che il Cagliari ha bisogno di un mediano, non Rog. Sicuramente il Cagliari ha bisogno di un qualcuno che imposti, perché al momento attuale non c'è nessuno. Cosa ne pensi della partita di stasera? Cosa dovrei pensare precisamente, Christian? Io ormai non so più cosa pensare col Cagliari. Io noto una certa somiglianza anche lontana di Vicario a Olsen. Sinceramente non l'ho notata. Ma era non Rog o non Duncan? Decidite, padre Violi. Comunque Rog manca. Duncan lasciamo perdere. Su 5 passaggi ne sbaglia 7. Vabbè, che ci dobbiamo provare è ovvio, Vale. Ciao Kevin! Un bacione. Tipo alla cica, Allora un regista, più che un mediano. Secondo me bisogna ringiovanire la squadra richiamando anche Latinetti. Fino a quando vogliamo mandare tutte le giovanili all'Olbia? Non lo so. Canà come presidente. Duncan troppa dogana. No, Duncan troppo pippa, che è diverso.
Comprerei dei gare per calciatori funzionali e cederei figurine e qualche slogan di troppo. Hai detto tutto tu, Lino, cioè non devo di più niente. Hai detto veramente tutto tu. Se non vinciamo stasera si fa durissimo a meno che non perda pure il Benevento. Eh, è dura, a prescindere, perché fino a quando tu sei terzultimo è dura. Io proverei Schirru o Conti Junior. Tra l'altro purtroppo la Primavera ha perso oggi nel recupero contro il Bologna, mi è arrivata adesso la notifica. Dispiace, dispiace parecchio. Intanto scusate ragazzi, un attimo di pausa. Sei mai andato alla Sardegna Arena? Non sono mai stato in Sardegna, Luca. Quindi no. Scherzi a parte, è vitale trovare due esterni buoni, destro e sinistro e un mediano. Io aggiungo personalmente una seconda punta rapida e tecnica. Sì, poi dipende sempre da chi si vuole avere come mister e dallo schema di gioco che si vuole usare, perché però è chiaro che due terzini vanno presi perché non è possibile. Zappa è palesemente un esterno se non un'ala, perché a livello difensivo è molto molto carente. A sinistra io continuo a non capire perché Ligo Giannis è una pippa, è sotto gli occhi di tutti, ma continua a giocare per qualche assurdo motivo. Tribaldelli è stato preso per, non lo so, per far brodo, non lo so per cosa è stato preso Tribaldelli. A Samoa lasciamo perdere, rischierei la blasfemia. Rischierei veramente la blasfemia con Asamoah. Payak, che comunque era abbastanza decente, dato via. Boh, non so. Manca una vera punta che segni. Lo so. Il grande gol che ha fatto la Roma l'anno scorso, che si era... Sì, mo ricordo quel gol, però a parte quello non fece nient'altro. Dispiace per Contini, Palomba, Couda che mi rispondono su Instagram. Lo so, padre Pioli. Purtroppo non si possono vincere tutte le partite. Grazie mille, Simone. Grazie mille. Chissà se Sottil gioca, ma non ne ho idea. Non ne ho idea. Cioè, non si sa che cazzo devono fare con Sottil. Che poi, tra l'altro, ha pure pubblicato una storia in cui diceva: io mi sono rotto questo, ecco perché non gioco. Il che avvalora ancora la mia tesi che in realtà c'è qualche inghippo di contratto per il motivo per cui non gioca. Io vorrei Vlahovic. Io no, ma mai nella vita prenderei Vlahovic. Vlahovic a me personalmente non piace per niente. Assolutamente. Io Boccia non l'ho visto più di tanto, quindi non ti saprei dire. Però quelli che mi hanno più colpito sono stati De Sogus. Ho visto una rapidità di movimento impressionante. Stessa cosa Luvumbo, che però tenta troppo il dribbling. Anche Contini mi è quasi sempre piaciuto, ha sempre fatto delle prestazioni più che discrete. E Couda. Ti ricordi Cioppa? Assolutamente, assolutamente, chi se lo scorda. Lesione al tendine del retto femorale della gamba sinistra, sì, con scappellamento a destra, pare una supercazzola, ma che è? No, è succo all'arancia, Christian. E tra l'altro ti ripeto che si scrive bitter, no better. Buonasera Giorgio, anche Masala. Masala non l'ho visto più di tanto, quindi non saprei dire.
Charlan Barrera dell'Atlético Nacional. Guarda, sui giocatori sudamericani io sto zitto perché tu sei l'onnipotente, non oso nemmeno fiatare, mi fido di quello che dici, ma proprio a mani basse. L'Olbia ultimamente non so come, ma sta facendo benissimo, si sono svegliati anche i nostri del Cagliari, spero che l'anno prossimo qualcuno rientri nella base. Speriamo. Couta tanta roba, Matte, assolutamente. Ti ricordi a Bayonne? Assolutamente sì. Ma Lumumbo giocherà mai in prima squadra? Secondo me, prima che giochi in prima squadra, passerà all'Olbia. Perché tanto tutti passano all'Olbia. Tuo parere sulla Superlega che ormai non si farà molto probabilmente? L'ho visto, cioè l'ho detto prima. Sì, io personalmente immaginavo che sarebbe andata a finire così. È stato l'esito più giusto, non capisco tutto questo scandalo mediatico, non capisco i club, che a me fa anche ridere la reazione che hanno avuto dicendo i tifosi hanno ragione. Allora se c'hanno ragione che cazzo l'hai fatta a fare la Superlega? Boh, perlomeno per quanto non capisca il senso, apprezzo di più Florentino Perez che almeno è convinto della sua idea e porta avanti quella tesi. Apprezzo almeno la coerenza, anche se è un qualcosa di totalmente illogico. Quindi giusto quello che è successo, giusto come ha reagito la UEFA. Assolutamente d'accordo. Secondo te ci salviamo? Io continuo a pensare che il Cagliari è retrocesso contro il Torino, però sono pronto a ricredermi. Bruno Conti il migliore. Junior o senior? Perché senior ai tempi gliela mollava, come si suol dire. Junior ha ancora tutto da dimostrare, anche se ha fatto un bellissimo gol di punizione. Per quanto riguarda Carboni con il Parma, che bel cross per la testa di Pavoletti. Peccato che non gioca più il polacco, Valo, era molto forte. Per quanto riguarda Sottil, sparito del tutto. Sottil si dice che stia fuori per un infortunio, il che potrebbe essere parzialmente vero, ma puzza. Secondo me puzza. Carboni col Parma ha fatto assolutamente un bel cross per Pavoletti. E io non capisco l'assenza di Valo. Veramente non riesco a capacitarmi dell'assenza per Valo. Di Valo. Rosso per Cusumano, che cazzo ha fatto? Sarà difficile, ma alla fine penso che ci salveremo. Matte, io non so che dite. Io lo spero, lo spero. Perché poi io passo per stronzo e per cucurra. Quando semplicemente dico che secondo me non succede. Mm, io me lo auguro. Però non lo so. A parte che non so nemmeno quanto convenga che il Cagliari si salvi, eh. Oggi l'Udinese secondo te si scanserà come ha fatto ieri il Verona contro la Fiorentina? Partendo dal presupposto che il Verona si è scansato pure contro di noi, ma noi ci siamo scansati ancora di più e gli abbiamo regalato la partita? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Non penso che l'Udinese ti regali la partita. Non credo proprio. Ha la testa a Firenze quello. Non credo, padre Pioli. Credo sia un qualcosa di contrattuale. Credo che il Cagliari abbia una sorta di obbligo di riscatto in caso di tot presenze. Ma gli hanno dato rosso diretto, padre Pioli? Perché magari era doppio giallo. Gli hanno dato il giallo e era già ammonito, l'hanno espulso. Perché per una trattenuta il rosso mi pare eccessivo. Per una trattenuta il rosso è veramente eccessivo. Rosso diretto per una trattenuta.
Oggi oggettivamente vedi una partita da 0-0? Se il Cagliari pensa a fare una partita da 0-0, vuol dire che siamo già retrocessi. Vuol dire che siamo già in Serie B. Sinceramente, ripeto, io non so cosa aspettarmi dal Cagliari, perché a me mi aspetto veramente di tutto. Confermo rosso diretto. Come cazzo è possibile che pena trattenuta le danno rosso diretto? Non è possibile, oh. Rosso diretto, pena trattenuta, ma che stiamo a scherzare? Boh. Non è logica la cosa. Grazie, padre Violi. Cioè, tutta la gola raschiata mi fa un male cane. Il Benevento col Genova per me perde. Speriamo. L'Udinese intendo, se si chiude in difesa come spesso fa. È uguale, se si chiude in difesa o meno. È uguale. È uguale. È uguale. Devi affrontare la partita con l'Udinese come hai fatto col Parma. Quello significa giocare una finale, non come hai fatto con l'Inter o con l'Hellas. Quello non è giocare una finale, quello è giocare per retrocede. Punto. Punto. Non esistono se, non esistono ma. Ma era da ultimo uomo o no? Perché c'è chi dice sì e chi dice no. Ciao Andrea, un bacione. Padre Pioli aspetta, perché non conta se stava arrivando ultimo uomo, pure se stava arrivando e stavano loro due, è fallo da ultimo uomo, eh. Io farei giocare Pereiro al posto di Duncan. Pereiro a fare la mezzala? Mm, un po' limitante. Soprattutto ti sbilanci un po' troppo davanti. Mi sono appena visto la reaction dell'anno scorso Roma-Cagliari 1-1. Ah, la partita allo stadio. Che spettacolo. Tornata allo stadio dopo anni. Tra l'altro, quello è il biglietto di quando sono andato a vedere... No, no. Ecco, quello è il biglietto di quando sono andato a vedere la partita allo stadio. Giocare col Parma dopo il 2-0, ovviamente. È chiaro. È chiaro. Mm, te lo dico sinceramente, Christian, sono stato contento per la vittoria, perché è chiaro che mm, è sempre bello vincere, specialmente in questo modo. Infatti, l'ho detto anche nel video, vincere così ti fa godere anche di più. Però non ho esultato perché ho soltanto tirato cazzotti qua sul muro, ma era una sorta di rabbia repressa, non era il voler esultare, perché io sinceramente sul 3-1 ho detto ok, questa la perdiamo. Non sono stato uno di quelli che sentiva che il Cagliari l'avrebbe recuperata, assolutamente no, io pensavo che l'avremmo persa, ma nella maniera più totale. Quando ho visto il 3-3 ho detto strano, molto strano. Quando ho visto il 4-3 sono stato contento, ma non riuscivo a risultare più di tanto. È stata strana, non saprei definirla la sensazione. La cosa più importante è fare la partita noi. È passato il tempo in cui la cosa più importante era fare la partita. Ormai è diventato i 3 punti. Semplici peggio del Pescarese. Mario, ripeto, vatti a rivedere tutti gli anni del Cagliari da 7 anni a questa parte. Vedrai che l'unico comune denominatore è sempre uno. Non ti dico nient'altro, buon intenditore, poche parole.
Premesso che il gol si prende sempre, ergo non ha senso chiudersi, perché non riproporre un bel 4-3-3? Prova a segnarne uno in più degli altri. Sinceramente non saprei, Lino. Io ormai non ce la faccio nemmeno più a sentire parlare di tattiche, di dire il Cagliari ha perso perché Semplici gioca col 3-5-2, perché la difesa a 4 con quelli non li puoi fare. Sinceramente è diventato anche stucchevole sentire queste giustificazioni, queste opinioni, perché ormai lasciano veramente il tempo che trovano. Non credo si possa più parlare di tattica al momento attuale. O meglio, è una cosa che passa in secondo piano. Padre Pioli, in cosa sta facendo bene Semplici? Me lo devi spiegare. Io direi Vicario da destra a sinistra, vabbè, Vicario poi da destra a sinistra, Rugani, Godin, Carboni, Nandez, Raja, Marin, Joao, Pereiro, Pau. Mm. Tutti avrebbero messo Clavan. No, io non l'avrei mai messo Clavan. Cioè, io Clavan fosse per me lo metterei nell'umido più o meno. Quindi non mi sembra una mossa tanto azzardata. Sui cambi sinceramente non mi sento di dire che Semplici stia facendo bene, perché i cambi sono sempre gli stessi, fatti sempre in maniera tardiva. Quindi poi fatti in maniera tardiva e quasi tutti attaccanti, quindi non vedo che meriti abbia Semplici in questo. Cioè, anzi, trapela disperazione questi cambi, trapelano disperazione. A questo punto non era meglio Maran, che almeno ci salvavamo abbastanza tranquillamente? Prima di tutto non è detto che te saresti salvato abbastanza tranquillamente. Primo. E secondo, l'allenatore in sé non è il problema. Capiamoci, non è l'allenatore il problema. Poi ripeto, a buon intenditore poche parole. 7 anni, 7 stagioni, quasi tutte identiche. Solo due se ne sono salvate. Quella della sì, quella di Serie B, per ovvi motivi, e appena siamo tornati in A. Guardate chi c'era in quella stagione. Chi era il direttore sportivo? Si era cominciato con quel direttore sportivo. Io più di questo non ve posso dire. In società bisogna avere qualcuno che sappia mettere le regole e sappia far capire alle persone che ognuno deve fare il suo e non fare anche il lavoro degli altri. Basta. Punto. E chi vuoi mettere, Miro Zappa? Dove? Dove? Roberto, io lo spero, ma non passa questo concetto. Io spero che il Cagliari rimane in A, ma ve lo dico sinceramente, se il Cagliari rimane in A, a me mi brucia il culo, perché sarebbe la cosa ingiustissima. Mi sentirei doppiamente preso per il culo, perché poi ci sarebbe gente che direbbe che il Cagliari ha fatto quello che doveva fare, quando non è così. Perché io mi sono preso la merda e continuerò a prendermi la merda, ma lo ribadisco, il Cagliari doveva andare in Europa League, punto. Era quello l'obiettivo. Perché se tu in 2 anni spendi quasi 50 milioni per costruire una rosa e vai a pagare 3 milioni di ingaggio ai giocatori, cosa che tu non hai mai fatto in 100 anni di storia, vuol dire che non lo fai per salvatte, perché se non lì sei un coglione. Se lo fai sei un coglione.
Probabile, Simone, probabile, eh. Ma lì no, penso sia diventato veramente palese. Cioè, più palese di così è... non lo so. I cambi. Al limite puoi pure mettere Zappa, non è quello il problema. Non è quelli sono i giocatori che c'hai, quindi non è che poi fa chissà che. Però puta caso sono tutti attaccanti. Quasi sempre tutti attaccanti. Assolutamente Lino, e infatti io a quello a cui volevo arrivare, a prescindere dall'esito di questa stagione, che potrebbe essere la permanenza in Serie A come la retrocessione in Serie B, rimane un fallimento su tutta la linea. 2 anni di fallimenti, uno più pesante dell'altro. Uno più imbarazzante dell'altro, uno più vergognoso dell'altro. Perché poi io non so quanti continentali adesso siano in live, non lo so. Però quando io magari parlo con qualcuno, magari mi succede molto spesso quando sto con la famiglia della mia ragazza che tifano prevalentemente Lazio, e ogni volta mi fanno sempre la stessa domanda. Ma come fate a stare in quella situazione con quella squadra? Ragazzi, io che gli devo dire? Che gli dico? Non lo sappiamo nemmeno noi. Anche quello, Valerio, anche quello, anche quello, anche quello. Perché se non fosse stata per la partita col Parma e per il gol contro la Samp, Nainggolan era da rispedire al mittente, prima di subito, eh. Cioè io, col tutto che amo Nainggolan, lo amo alla follia, io non vedo l'ora che se ne vada. Perché sta facendo cagare. Non è Nainggolan quello. Nainggolan è un altro giocatore. Cioè, sono proprio due giocatori differenti. È sull'ombra del tramonto adesso Nainggolan se gioca così. Oddio Dio. Speriamo bene. Speriamo bene. Voi che dite? Vai, parte quella cosa che avevamo cominciato prima che me levassero la connessione. Scrivetemi, risposta secca, sì o no. Ci salviamo? Scrivetemi sì o no. Secondo voi ci salviamo? Sì o no? Vai. Vediamo un po'. 1, 2, 3 sì, un no. 3 sì, un no per il momento. 4 sì, un no. Ma a te, tu chiedilo pure a quelli del party. Tu che mi senti? 5 sì, un no. 6 sì, un no. 7 sì e un no. 2 no. 10 sì e 2 no. Esatto, Lino. Ripeto,
salvarsi così no. Dal party 3 sì, quindi stiamo più o meno su una dozzina di sì, 3 no. Ok, io mi unisco ai no, ve lo dico sinceramente, secondo me il Cagliari non si salva. Io spero di sbagliarmi, lo spero con tutto il cuore. Ditemi che sono una cucurra, ditemi quello che vi pare, però è così no, così non va bene. Ne paghi le conseguenze, secondo me. Comunque sì, Lorenzo, fortunatamente ho risolto. Fortunatamente perché non se ne poteva più. Tra l'altro ho scoperto anche il motivo, la colpa non era per niente di Tiscali, come immaginavo. È stato un problema tecnico. È stato un problema tecnico e quindi è andata via la connessione, però fortunatamente ieri è tornata. Anch'io come te nato e cresciuto a Roma, ma figlio di genitori sardi e quindi grandissimo tifoso del Cagliari. Voglio crederci, ci salviamo. Attilio, hai tutte le ragioni e tutte le motivazioni per crederci. Assolutamente, io non dico che non bisogna crederci, perché ognuno ha la propria idea, che è liberissimo di pensare o meno. Però io non ho questa sensazione, non so che dirvi. Sarebbe interessante perché, ecco, motivate il motivo per cui il Cagliari si salva. Ma hai visto lo Schalke 04 ieri? So che è retrocesso, ma ha fatto una stagione veramente imbarazzante lo Schalke. Arrivati a questo punto del campionato, veramente una squadra fa il miracolo. La maggior parte delle volte va male, a meno che non succeda un miracolo. Noi in questo caso siamo esperti di miracoli perché molte volte ci siamo salvati in questa situazione, parliamoci chiaro, non sarebbe la prima volta. Però non riesco a vedere nemmeno un presupposto che mi riesca a far pensare che il Cagliari si salvi. Non ci riesco. Grazie mille Fede, grazie mille Attilio, alla prossima. Niente di che Federico, sempre i soliti discorsi, salvezza, partita con l'Udinese, nulla di che. Cioè il Genoa si salva sempre per ultimo, ma il Genoa c'ha il culo parato. Il Genoa c'ha Preziosi che purtroppo c'ha mani in pasta un po' dappertutto. Quindi la vedo molto difficile la recessione del Genoa. La nostra vergogna è aver perso punti contro squadre scarse oppure già ampiamente senza stimoli. Vedi Verona, Spezia, la sconfitta in casa contro il Benevento per me è il punto più basso della stagione. Secondo me il punto più basso è stata la partita persa col Torino. Se vorresti visitare un paese dopo Cagliari e la Sardegna, quale sarebbe? Io, se vengo in Sardegna, il primo paese che voglio visitare non è Cagliari, ma è Siniscola, per ovvi motivi. Il paese di mio nonno, quindi vorrei assolutamente visitarlo. Sarebbe il primo che vorrei visitare. Dopodiché diretto a Cagliari. E poi dopo Cagliari me la vorrei girare tutta, perché comunque non l'ho mai vista, quindi vorrei vedere tutto. Tutto. Se vinciamo stasera e con il Napoli ci salviamo? Ah, tu sei del Torino. Non ne ho idea, dipende da quello che facciamo noi. Se arriviamo a 2 partite dalla fine e ci sono 7 punti di distacco, voi siete salvi. Tra Cagliari e Torino intendo, Io credo che la partita contro il Parma possa fare molto la differenza. Oggi vedremo se si vince, dando continuità alla partita scorsa, possiamo veramente fare l'impresa. Io me lo auguro, Lino, però ho visto che la squadra a livello di continuità di prestazione non esiste. È molto altalenante.
Speriamo che perlomeno per il rush finale della stagione ci possa essere un briciolo di continuità. La corsa per non retrocedere per me da mesi ormai è Benevento vs Cagliari. Io non ho mai compreso questa cosa, Lorenzo, te lo dico sinceramente. Non riesco mai a capire quello che dice che il Cagliari deve fare la corsa sul Benevento, il Cagliari deve fare la corsa sullo Spezia, sul Benevento e sullo Spezia, non deve fare la corsa sul Torino. Io credo che il Cagliari deve fare la corsa su qualsiasi squadra si trovi sopra di lui, in un raggio di 9 punti. Poi quale siano è indifferente, però non vedo il senso di escludere una squadra a priori. Vedi Lino, io per esempio su questo non sono d'accordo con te, perché secondo me non ha senso escludere una squadra a priori, cioè se il Torino ti sta sopra, tu comunque devi fare una corsa salvezza sul Torino, ma su tutte le altre squadre. Se vuoi salvarti devi fare 3 punti stasera e minimo uno contro la Roma, ma ne dovevi fare tanti altri prima pure, Lorenzo. Ciao Max, buon pomeriggio. Ovvio Lino, cioè quello lo do proprio per scontato. Torino per me salvo dalla rimonta contro il Sassuolo. Spezia troppi punti avanti e Fiorentina è uscita ieri, poi ricordiamoci che è il presidente del Toro, non scenderanno mai. Probabile, però comunque a livello di punti siamo lì. È inutile prenderci per il culo. Il Torino è a 30, se non mi sbaglio. La Fiorentina è andata a 33. Lo Spezia, se non mi sbaglio, pure lo Spezia sta a 30 o a 33 o a 35. Quindi non vedo perché non includere lo Spezia. La corsa salvezza va fatta su tutte le squadre che si trovano sopra, non è che puoi andare a escludere una e tenerne un'altra, non vai a scelta, la devi fare su tutte. Poco conta se si chiama Torino e c'ha Cairo presidente, poco conta se si chiama Benevento e c'ha Vigorito come presidente, poco conta se è la Sampdoria, è indifferente. L'anno scorso ero felice, sì, per Nangolan sì. E se arrivassimo all'ultima giornata che Torino e Benevento fanno biscotto, si va in B. Cioè alla fine parliamoci chiaro, stiamo a parlare di una retrocessione che non sarebbe immeritata, eh. Cioè se andiamo in B non ci vedo nulla di male, non mi pare che abbiamo fatto qualcosa per meritare di rimanere in A. Quindi mettiamo caso facessero sto biscotto, sarebbe un brutto, un orribile momento a livello di sportività, ma non toglierebbe nulla. Sarebbe il giusto esito per quella che è stata la stagione del Cagliari, che ha fatto pena. Punto. Non credo che Juric sia uno che possa fare mai un biscotto. Ripeto, se battiamo l'Udinese il Benevento perde, ce la possiamo fare anche perché abbiamo lo scontro diretto, ok? Contro l'Udinese abbiamo lo scontro diretto perché contro il Benevento abbiamo perso. Contro l'Udinese che abbiamo fatto? Abbiamo pareggiato all'andata? Abbiamo pareggiato 1-1 all'andata. A chi lo dici, Lino? A chi lo dici? Ma è quello che dico pure io, Simone. Cioè, è inutile dire che facciamo la corsa su questo o su quell'altro. Facciamo la corsa su tutti. Per una Fiorentina ieri puzza anche perché sono gemellate.
ripeto, secondo me Juric non è uno che ti concede il biscotto. Juric il biscotto non te lo fa. Saresti preoccupato per un'eventuale Serie B? No, darebbe fastidio perché venderesti giocatori migliori a prezzo di saldo. Però non mi preoccuperei. 1-1 col di Ligo su punizione, non me lo ricordavo. Stagione fallimentare sia con salvezza che con la retrocessione, però proviamoci quantomeno a mantenere la categoria. Assolutamente, Federico. Ciao Andre, un bacione. Ligo è una cosa decente, ora non più. Ma Ligo ha sempre avuto una cosa decente, solo che non l'ha mai saputa sfruttare appieno. Federico, magari fosse semplicemente che se tu vinci ti salvi. Purtroppo non è così. Sì, ma il discorso è che puoi fare la corsa su chi vuoi. Ma quando una delle squadre che sta a 8 punti da noi vince, poi non possiamo dire vabbè il Genoa ormai è salvo. No, ma ovviamente non, se una squadra secondo me sta in un regge di 9 punti, non m'azzardo a dire è salvo. In caso di salvezza faresti una rivoluzione sacrificando qualche big? Sì, assolutamente. Chiamerei un allenatore, gli darei e gli devo dare carta bianca per costruire una squadra e basta. Tutti i casini e mali dopo quella partita. Ma quale? Lazio Cagliari Lazio? Abbiamo un Benevento e Fiorentina da affrontare, comunque se le battiamo abbiamo ottime possibilità di salvezza. Ammesso e non concesso che poi loro vincano le altre. E noi non perdiamo. Dove si fa tutte queste concatenazioni. Salvo i retrocessi, spero che si faccia polizia in grande, assolutamente. Io vorrei Spalletti non ti ci viene. Le squadre a più di 6-7 punti da noi devono voler retrocedere. Ovvio, se poi noi le vinciamo tutte d'ora in poi possiamo far retrocedere pure l'Udinese volendo, ma è utopia. Sì, più o meno è quello il pensiero, Lorenzo. Secondo me la salvezza dipenderà molto dalla partita di stasera. Con una vittoria la squadra potrebbe ricevere la scossa necessaria ad affrontare le prossime sfide con il piglio giusto. Non mi trovi d'accordo, Attilio, perché secondo me la scossa necessaria ce l'hai già, te la dà la classifica, non ti serve questa partita. Il piglio pure, perché la situazione attuale ti dà sia la scossa che il piglio, quindi non credo che ti serva proprio questa partita, te la dovrebbe dare la situazione in generale. Io dicevo che praticamente tra 4 partite abbiamo il Benevento e ci dobbiamo arrivare a 3-4 punti. Quello sì, quello sì. Poi è chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Pronto per stasera? Secondo te Zeman con questa squadra avrebbe fatto bene rispetto a 6 anni fa? No. Partiamo dal fatto che Giulini è compagnia bella, Passetti sono mosci come un cuscino e raccontano balle tutte le volte, e poi per quanto riguarda il mister rivoglio Ranieri, se ne sta parlando. Io me lo auguro. Me lo auguro. Ti faccio una proposta indecente, se ci salviamo voglio una tua live con la maglia di Ligo. Guarda, è già ignobile il fatto che il suo nome sia su una maglietta originale, non vorrei prendere una maglietta falsa con il nome di Ligo Giannis, te lo dico sinceramente, Fede. Comunque ragazzi, io adesso vi saluto, vi ringrazio, vi mando un bacione e noi ci vediamo stasera con il post partita di Udinese Cagliari e poi mi troverete più in là su Salotto Rosso Blu. Quindi mi raccomando, siateci. Vi mando un bacione e noi ci becchiamo alla prossima. Belli raga.